Una nuova produzione della RAI, La Dedica, andrà in onda da lunedì prossimo e martedì una puntata dedicata ai Calandra e Calandro, un modo anche per portare alcuni angoli particolari di Alcamo, oltre che la sicilianità, sulle reti nazionali. Sì, intanto salutiamo tutti gli alcamesi e invitiamo gli alcamesi e chi ci segue comunque attraverso la vostra emittente a seguire martedì questo programma. Diciamo una cosa inaspettata in un periodo un po' difficile anche per tutti gli artisti, ritrovarsi su Rai 3 nazionale con un format mirato finalmente, come dire, è stato creato quasi ad hoc per noi, perché cercavano degli artisti che hanno rivisitato la musica popolare in chiave moderna, quindi ci entriamo in pieno dopo tantissimi sacrifici, siamo felici di esserci, quindi parleremo di Alcamo, parleremo di Sicilia, faremo vedere quanto abbiamo potuto far vedere di bello della nostra città e del nostro territorio. 2 giornate, poco tempo fa, lungo e in largo per Alcamo, a registrare con gli autori della RAI, con il personale della RAI, ma martedì innanzitutto a che ora andrà in onda e com'è stata questa esperienza della registrazione? Io posso dire sicuramente un'esperienza da brividi e poi... Per ora non conviene da brividi. No, ma da brividi piacevoli, Maurizio. Okay. Dai, capisco che possiamo dire che siamo positivi, no, lo possiamo dire, siamo positivi anche per questa esperienza nuova. Avere qui la RAI per noi, per 2 fratelli che hanno fatto la musica e stanno continuando a fare la musica siciliana, è un grandissimo orgoglio. L'appuntamento è per martedì alle ore 20:20, per cui siamo in primissima serata e vi aspettiamo numerosi a seguire questo nuovo programma La Dedica su Rai 3. Quindi è un programma che parlerà soprattutto di dediche d'amore, di serenata, e voi per l'occasione avevate, anzi qualche tempo prima, avevate fatto una splendida serenata. Sì, il tema del programma è proprio quello. È ovvio che ogni artista avrà, come dire, racconterà una storia diversa, poi alla fine è sempre quella di raccontare la storia attraverso una serenata, la dedica appunto. Sì, un format nuovo, fra l'altro sono gli autori, dico, mi piacerebbe ricordarli, sono Fabrizio Berruti, la regia di Fabrizio Berruti, gli autori Pino Rinaldi con la collaborazione di Raffaele Festa Campanile, quindi un format nuovo perché loro sono comunque dei bravissimi autori di Rai 3, però hanno avuto sempre un taglio diverso. Questa volta, e credo sia anche il momento giusto, parlare e raccontare la storia quotidiana delle persone, quindi secondo me ce n'è bisogno, questo è il momento giusto per raccontare appunto questa dedica. Giuseppe, continuerete su questo solco, come dire che con la RAI finalmente qualcuno si è accorto che questo percorso di musica popolare con strumenti nuovi e sound nuovi potrebbe essere vincente, insomma magari non se ne accorge tanto il territorio, ma se ne sono accorti personaggi importanti della TV nazionale. Questo ci fa sicuramente enormemente piacere, perché dopo tutti i sacrifici che abbiamo veramente messo in campo e di forze che abbiamo messo in campo, sicuramente è un lato piacevole della nostra storia artistica, per cui ci crediamo, noi continueremo a crederci e stiamo appunto organizzando ancora tantissime belle cose. Diamo nuovamente l'appuntamento? Martedì 20:20 Rai 3 ci saranno i Calandra e Calandra. Seguiteci. Ciao. Ciao, grazie.